conduzione, campagne marketing e pubblicità mirata per la tua azienda, soluzioni web, spot audio e video, format radio, tv e web personalizzati per ogni esigenza di vendita e altri servizi di comunicazione. www.fpbproduction.it. Cercaci su tutti i social network. FPB Production. Per la propria azienda c'è chi spende e chi si espande. Chocolat, pasticceria e gelateria artigianale. Chocolat, con i suoi panettoni, colombe, tette della monaca e strepitosi semifreddi. Chocolat è anche buffet da sport. Chocolat, in via Principessa Yolanda 6 a San Michele Salentino. 327 36 52 170. Seguici sui social network. Chocolat, il gusto che ti avvolge. Fioridea, musica per i tuoi occhi, a San Michele Salentino. Con più di 17 minuti in ritardo, buon pomeriggio, ne parliamo dopo le 18, una nuova puntata qui in diretta su Nova Network in compagnia dello zio Bibi in questo martedì 9 ottobre. Che cosa state combinando, ragazzi? Che cosa state combinando? Fatecelo sapere, scriveteci qui nei commenti. Ve l'avevamo detto, quest'oggi si parlava di musica, quest'oggi si parlava di un genere musicale, quest'oggi si parlava di musica intesa come progetto, come idea, come tutto quello che viene all'interno di un progetto musicale. Quest'oggi su Nova Network ne parliamo dopo le 18 con Nook. Voilà! Buonasera Nook! Ciao, buonasera Fabrizio. Come va? Allora, aspetta che... Ok, come stai innanzitutto? Buonasera, ben trovato, benvenuto. Anzi, forse è la prima volta che sei su Nova Network, almeno per quanto riguarda questo tipo di foto. Allora, Nook si potrebbe presentare con diversi nomi. Partiamo dal presupposto che comunque sei un contenitore d'arte, quindi dalla musica a tutto quello che ha a che fare la musica. Allora, nel mai come adesso, la figura di questo termine che sto per dire, c'è differenza fra beatmaker e producer. Probabilmente lo ha fatto entrambi. Comunque DJ Nook, producer musicale da diversi anni. Io vorrei innanzitutto che ti presentassi tu ai nostri amici, e so che questa sera avevamo deciso che le macchine musicali le governavi tu, quindi i sottofondi gestisci tutte tu, Nook.
certo, se Certo, riesco ad vai, alzare il vai. volume, sì, Non ti preoccupare che tutti assolutamente. quelli che seguono i nostri programmi sono abituati ai miei tempi. Infatti oggi puntualmente in ritardo, mancano 10 minuti alle 7, quindi questa è stata colpa mia, eh. È stata colpa mia e quindi va detto che ovviamente tutte le colpe me le prendo io. Allora, salutiamo il nostro, ci stanno ascoltando già, ci hanno già scritto Giasone, un grande abbraccio a Giasone che scrive grande Nuche, il nostro Ciccio Barletta che ci scrive daglie, quindi già abbiamo gente all'attacco. Se volete Li mettere in saluto, difficoltà li fatelo saluto. pure. Se volete mettere in difficoltà fatelo pure, potete fare anche non potete buttarvi anche in tackle, in scivolata, come volete, se volete fare appunto delle domande al nostro Nuke. Ecco, vedete ragazzi, quindi Oh, c'è mettiamo un po' di qualcosa, c'è musichetta. qualcosa, c'è qualcosa. Però arriveremo anche, fra un po' vi farò vedere anche l'ultima sua produzione, ultima ma non ultima, diciamo. Ci arriveremo pian piano, ci arriveremo pian piano. L'ultima Allora, uscita. Luke, l'ultima uscita. Presentati tu ai nostri amici, ai nostri ospiti, perché qui non sai, qua si fanno chiacchiere, non si fanno interviste, è una chiacchierata fra amici, una chiacchierata di musica. Oggi parliamo di musica. Chi è Nuke? Allora, in arte Francesco, Nuke in arte All'anagrafe, Francesco, Francesco. all'anagrafe Francesco. Niente, chi è Nuke? Nuke nasce come nome intorno al 2004-2005 quando mi avvicinai ai graffiti, quindi parliamo dell'età dei 13 anni. Da lì i graffiti che da sempre sono stati sempre un'arte, diciamo, del grande contenitore che è l'hip hop, mi hanno avvicinato all'ascolto quindi del rap, dell'hip hop. E si sono creati collettivi prima di paese a Mesagne, poi in provincia, e da lì quindi mi sono affacciato, ascoltando l'hip hop, all'arte anche del DJing. Da lì, perché passare solo musica? Magari facciamola, magari facciamo i beat. Quindi, come si fa? Campionatore, ok, costa troppo. Cosa si può fare? Controllerino MIDI. Iniziamo col controllerino MIDI. Poi un po' di studio di pianoforte, finché poi si è arrivati a fare delle piccole, chiamiamole band, gruppi, un beatmaker, diversi MC, rapper. Ora si è persa un po' la concezione dell'MC e del rapper. Ora sono quasi tutti trapper, però sta ritornando molto l'arte proprio del rap, Ci sta arriviamo. bene. E poi dico, No, no, continua. ti devo Però dire, ho diciamo che iniziato come beatmaker, ecco. Poi col però, tempo ti affacci al sound design, ti affacci al dover studiare anche ingegneria del suono, fonia, perché poi devi registrare i tuoi amici rapper, finché il ruolo dell'amico che fa il beat diventa anche il ruolo di chi ha ascoltato 10, 20, 100 rapper, registrare con lui, finché il ruolo del beatmaker diventa anche il ruolo del producer, del produttore, che è quello che ti impacchetta il brano, ti aiuta a scrivere il ritornello, ti aiuta a prendere determinate note, a strutturare un brano finché proprio la forma del produttore è diversa da chi fa soltanto la base, fine a se stessa. Però si costruisce il brano insieme, ecco, lo si impacchetta, lo si infiocchetta. Lo si confeziona, diciamo, lo si Lo si confeziona. confeziona, sì. Allora, E quindi domanda, niente, col come tempo fa- si è fatto questo. per quei pochi che non ti conoscono, non sanno che oltre a quello che hai appena raccontato, tu segui anche diversi progetti, perché comunque ti dedichi, esperimenti e fai anche ovviamente DJ, live set, tanti di quei progetti, uno in particolare che vorrei che ne parlassi veramente con un'attenzione particolare, e poi arriviamo e torniamo all'ultimo prodotto che sta andando insomma sui social, che sta andando veramente alla grandissima. Allora, nei diversi progetti, sicuramente devo citare anche un progetto di cui fanno parte alcuni tuoi compaesani, quindi di San Michele, che è Bulletproof Squad, con cui attualmente stiamo producendo poco, però abbiamo fatto
I miei tanta compaesani roba. presumo Abbiamo fatto- siano Vena One e McBill, che E salutiamo. McBill, esattamente. Salutiamoli. Loro Salutiamoli. insieme a Ibra, insieme a Derry Mama di Francavilla, poi chi c'era? Terzo, Ronnie Hood, sicuramente alcuni li dimenticherò. Frank Fine, veramente eravamo un bel collettivo di 10 persone, salivamo sui palchi tipo Wu-Tang Clan, 10 persone sul palco, un DJ, qualcosa l'abbiamo fatto, due producer, qualcosa negli anni passati tant'è- l'abbiamo fatto, qualcosa nelle mie serate l'abbiamo fatta insieme, se non ricordo male. Sì, Quindi sì. Ci siamo fatte diverse aperture a grandi artisti, abbiamo partecipato a dei festival, che sia Gallipoli, che sia l'Usud di Riunione, ad Avetrana. Abbiamo cantato, io no. Loro hanno cantato, li ho portati sul palco al dopolavoro in belle serate, aprendo comunque artisti di rilievo che siano da Chaos da Chaos One a un Noise Narcos, Luque, Gue Pequeño. Insomma, abbiamo fatto diversi live molto divertenti dove ci siamo fatti sentire. Abbiamo prodotto pure un album, un sacco di singoli, mixtape. E questo è il progetto, diciamo, rap della mia vita. Dopodiché mi sono dato anche ad altre produzioni per cantanti che siano R&B, soul, pure roba rock magari, che non è uscita sotto il mio nome, però mi sono messo... però la dicitura produzione Nook e c'è veramente rap, diciamo. Tu, allora, io so... E non solo, dai. Tu sei... Allora, io... siccome seguo tutta la scena, ma non solo locale, lo sai, da tutti i generi musicali, perché sono un appassionato di musica, e quindi è quello che, no, è la linfa vitale che poi alla fine ti porta a fare quello che stiamo facendo forse anche in questo momento. Di sicuro non sei parlando non da producer, adesso parlando... innanzitutto da amante, cultore e professionista della musica, DJ e poi producer dopo. Non sei uno che è focalizzato su un unico genere, l'hai appena detto, però ti segui tanto, ascolti tanto, ovviamente anche per una questione soprattutto di lavoro. Le produzioni Nook sono molto ricercate nel mondo, che alla fine adesso prima era un po' più rap, no? Era un po' più hip hop, era un po' adesso, soprattutto gli anni 10 verranno ricordati per la trap. Però tu, questo genere, i tuoi beat, il tuo BPM, diciamo, il tuo BPM, già da diversi anni, quando forse la gente ti credeva un folle, forse, che magari facevi un genere che ancora, no, dalle nostre zone, forse... Sì. No? Cioè già intorno al 2013-2014 esatto. Io la domanda era ma ti dicevano ma che cazzo è sta roba, no? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba da Marra? E ora nel 2020 tutti vogliono fare Sfera e Basta, però prima nel 2013 quando io proponevo quei beat un po' più lenti con questi piattini velocissimi, con il bassone un po' alla Lil Wayne, che era, diciamo, il pre-trap, la South Rap americana, tutti dicevano cos'è sta roba, troppo da Marra, troppo tosta, ma il rap è il rap old school, questo non è rap, questa è un'altra roba. E ora lo vogliono fare perché suona. Però ci avevi visto lungo? Ci avevi visto un po', no? Un po' oltre il tuo baffetto, ci avevi visto? No? Ci avevo visto oltre il baffetto. Ti arrivano saluti dall'Olanda, Mr. Fleamino, grande, scrive grandi. Salutiamo anche il nostro Mr. Fleamino. Allora io direi di arrivare ai giorni d'oggi, sì. Ok? E poi parliamo della produzione che sta andando adesso e poi continuiamo a parlare di musica in generale e quello che ti circonda in generale, certo. Ok? Sì. Allora, io adesso, il bello della diretta, dobbiamo andare subito a fare questa roba qui. Togli la base, Nook, abbassala. Ok. Están escuchando la musica de Nook. Faccio una storia, come reazione, mi mette il fuoco. Foto allo specchio, invece sto a letto, fra di un albergo. Se chiamo una tipa viene con l'amica, troppo assembramento. Muovono i fianchi sul reel, fa troppo caldo qua dentro.
Faccio una storia come reazione, mi metto il fuego. Foto allo specchio, invece sto a letto, fra di un albergo. Se chiamo una tipa viene con l'amica, troppo assembramento. Muovo nei fianchi sul reel, fa troppo caldo qua dentro. Qua sembra COD, pieno di snake. E parlano, ma sono fake. Ho detto no love, sto puti gelo, qua sono gelosi baby. Mi hai detto di no, ma fra dopo un po' lei era nei Calvin Klein. Sto dentro un igloo, fa un po' caldo qui, fuori e dentro ice. Qua faccio le view, dicono non real, poi mettono like. Giravo sul bus, scopavo le bici e bevo più hype. Ma vado in TV e sto col 6G, ma crescono i guai. Ricambio sta vita che è un po' arrugginita, fra altro che chain. Qua tra dire e il fare di mezzo alle pare su un treno alle 6. Avevo un cassetto fra pieno di sogni ma ho perso la key. La parola chiave qua è money make. Faccio una storia come reazione, mi metto il fuego. Foto allo specchio, invece sto a letto, fra di un albergo. Se chiamo una tipa viene con l'amica, troppo assembramento. Muovo nei fianchi sul reel, fa troppo caldo qua dentro. Le colombiane, fumo la Havana, le faccio a vada. C'ho una membrana, un po' strana, da una puttana. Gigi, life squilla, non può stare mai tranquillo, non c'ho meeting in una villa, 10 pussi di domingo, Ricambio una diva, le vale un Guernica, la scopo nel back, Incrocio le dita, ma anche se ho peccato ti prego Dio bless. Sta scena qua il Bangla, io non contro tutti come te le rake. La parola chiave qua è money make. Faccio una storia, come reazione, mi metto il fuego. Foto allo specchio, invece sto a letto, fra di un albergo. Se chiamo una tipa viene con l'amica, troppo assembramento. Muovo nei fianchi sul reel, fa troppo caldo qua dentro. Faccio una storia, come reazione, mi metto il fuego. Foto allo specchio, invece sto a letto, fra di un albergo. Se chiamo una tipa viene con l'amica, troppo assembramento. Muovo nei fianchi sul reel, fa troppo caldo qua dentro. Faccio una storia, come reazione, mi metto il fuego. Foto allo specchio, invece sto a letto, fra di un albergo. Se chiamo una tipa viene con l'amica, troppo assembramento. Muovo nei fianchi sul reel, ma col telefono spento. Allora, non facevi altro che cantartela, Allora, andiamo per ordine, su base, ovviamente, su una produzione Nook. Magari. Questo sotto no, magari. No, questo sotto no. Allora, la domanda è ovviamente Santo 9 con produzione di Genook, Real. Visto che aspetta che qua è partito YouTube. Ok. Allora, il bello della diretta. Allora, la domanda nasce spontanea. Innanzitutto, quanto ci hai messo a fare questo gioco così? Guardami. Questo è quello che la gente vorrebbe chiedere. Sì. No, un paio di volte l'ho provato. Cioè, in realtà mi stavo specchiando, ho detto, bello, registra. Ok, ce l'abbiamo. È andata. Mi stavo specchiando nel telefono. Comunque, scherzi a parte, già in 24 ore eravate già sui 30.000 views. No, su 24 ore no, però un paio di giorni sì. Adesso l'ho visto, ma ho perso il conto adesso perché l'ho dovuto togliere per problemi tecnici. Cioè, nel senso che 55.000 stava ieri su YouTube e forse 30.000 su Spotify, qualcosa del genere. Comunque sta andando, continuano ad ascoltarlo, ci stiamo togliendo un po' di soddisfazione, insomma. Non si è fermato, la gente ascolta, manda messaggi, condivide, abbiamo avuto una bella risposta. Piace. Com'è nata questa idea, Nook? Com'è nata questa idea, questa sinergia con questa collaborazione, questa collaborazione? Tra l'altro, per chi non lo sapesse, Santo 9, il famoso rapper, il famoso calciatore rapper o rapper calciatore, non so come calciatore rapper, perché sulla carta d'identità è uno sportivo, no? Cioè, il suo primo lavoro è fare il calciatore. Ok. Com'è nata questa collaborazione? Intanto io vi linko
la pagina di Nook mentre lui parla, così ve la metto anche sovraimpressa. Mi piace tanto il termine sovraimpressa, Nook. Sì, è bello. Com'è nata questa collaborazione? Allora, io ho conosciuto lui 2 o 3 anni fa per alcune produzioni che gli ho fatto, comunque collaborazioni attinenti soprattutto al mix comunque delle voci, di alcuni beat fatti da altri suoi amici, finché poi abbiamo collaborato con un pezzo insieme a Skysma, quindi con Santo Nueve e Skysma, si chiamava Rose per te, un pezzo estivo di 2 estati fa. Fu divertente, molto latineggiante. Ecco, ritorniamo all'argomento di prima, che non mi sono mai fossilizzato. Ascolto di tutto, e tra l'altro la musica latina, che non sia solo il reggaeton, ma in generale la musica latina mi affascina. Quindi magari qualche chitarrina ogni tanto, piuttosto che altri suoni anche di percussione, mi hanno sempre destato interesse, quindi o campiono o mi rifaccio a determinati suoni, che siano latini ma a volte anche asiatici. Questo significa, non fa altro che confermare quello che dicevamo prima, perché comunque la musica la musica fa parte della tua vita già da tanti anni. Uno che riesce a spaziare, ad avere questo mix di genere, vuol dire che uno che ascolta, che almeno ascolta musica a 360 gradi. Poi, sì, forza, altrimenti poi non crei. Se fai sempre le stesse cose, cioè dopo un po' ti annoi, devi fare altro. Secondo me, almeno il producer, chi compone, o ascolta tanto e cerca sempre di, non dico evolversi, perché puoi anche fare peggio, però vuoi cambiare, vuoi sempre qualcosa di più, vuoi sempre suonare in modo diverso, più interessante, almeno per te stesso. Poi il pubblico decide se il pezzo è bello o brutto, se piace o meno. La musica se senti dei sottofondi è perché adesso nel frattempo condivido continuamente tutto quello che ha a che fare. Adesso ho condiviso la pagina Facebook di Nook, adesso fra qualche secondo arriverà anche il tuo Spotify. Okay. Allora, io vorrei sì, poi gli ho prodotto un altro beat, finché cosa succede? A gennaio. Scusa se ti ho chiuso sul... No, devi. A gennaio cosa succede? Avevo questo beat che avevo iniziato stranamente da solo, perché di solito mi girano magari delle bozze, un ritornello. Che ne pensi? Magari fatto pure su delle basi scaricate da YouTube o a cappella. E da lì poi sviluppiamo i brani, così con i vari amici. Magari di solito mi girano magari una bozza. E quindi io dico, wow, figa, lavoriamoci sopra. Inizio questo beat come solito mio di notte, perché il genio, sì, questo l'avevo notato, all'1, alle 2, pure alle 3 di notte, mi metto un'oretta, butto giù tutto quello che c'ho in mente e poi vado a dormire. Di solito a quell'ora si accende la lampadina. E niente, c'avevo questo beat, il giorno dopo penso, mo glielo giro a Emanuele, vediamo Santo Nueve cosa fa. Era venerdì. Il sabato lui mi gira. Sovraimpresso c'è il tuo canale Spotify, scusate tanto. Ok, è difficilissimo scriverlo. Basta cercare Nook. Sì, Nuck, ovviamente. Quindi no, glielo giro, il giorno dopo lui mi gira una bozza registrata col cellulare. Dico, ok, vediamoci domani e registriamolo. Lui dice no, domenica devo giocare a calcio, c'è la partita. Aveva, se non sbaglio, tipo Trani Manfredonia. Va bene. E quindi il lunedì, quando è tornato a Brindisi, abbiamo registrato il pezzo. Quindi è nato veramente in 3 giorni. Cioè il momento era quello, andava fatto, nel senso che non bisognava, era arrivata, una volta che arriva l'ispirazione va chiusa e va buttata e va messa ovviamente sul lavorarci subito su. No, dico, adesso invece vi sto condividendo il link del video YouTube affinché voi possiate riguardarvelo e riascoltarvelo in maniera molto
accurata. Allora, un'altra cosa in cui vorrei che tu presentassi, sempre se sei d'accordo, è quel grandissimo, un altro, so che tu segui diversi progetti, un altro in particolare, non so se vuoi parlarne o quindi, quindi e che ha a che fare sempre con quella famosa fusione di generi musicali, dove dove tu tra l'altro ci metti anche non solo l'ingegno, non ci metti solo la cultura, la passione musicale che hai, ma ci metti anche la voce, quindi è inutile che c'è qualche lavorino di voce lo fai. Di cosa sto parlando, Noc? È vero. Stai parlando del progetto Cromofobia, che è un progetto nato circa 2 anni fa, sì, alla fine del 2018, insieme a David Seta e altri musicisti. Cioè, nasce come progetto di noi due. Lui è un polistrumentista, principalmente è un trombonista, ma suona anche tromba, chitarra, basso. E insieme abbiamo realizzato alcuni remix, alcuni inediti, finché poi abbiamo subito deciso di girare un po' e farci un po' di live in locali della zona, qualche piazza. Siamo arrivati quest'estate a suonare sul sagrato della Chiesa Madre a Mesagna ed è stato molto bello, piacevole. Speriamo che si possa rifare di nuovo appena possibile. Senza un singolo uscito, con 0 discografia, siamo riusciti a fare in 2 anni 30-40 live. Nessuno trovava la nostra musica online, però si parlava bene dei live. Con formazioni differenti, tra l'altro, perché stavamo io come producer e DJ, e quindi stavo con un piccolo campionatore, una tastiera, la console, e gestivo l'effettistica sia dei microfoni che dei vari strumenti. Quindi ci sono anche io alla voce, c'è anche Davide, poi lui suona live il trombone, la chitarra, poi c'è Giampiero che suona il sax, Seshat. Poi a volte gira con noi Salvatore Altavilla, che è un pianista proprio di massimo rispetto di Mesagna. Insieme andavamo alle scuole elementari, tra l'altro. Quindi un pianista, poi a volte andavamo in giro pure con la tuba, un altro trombone. Abbiamo fatto pure uno spettacolo in teatro a Mesagna, eravamo tipo in 10. Quindi era una mezza orchestra capitanata da un DJ che spara cassa dritta. Quindi io non ho ancora ti pare poco? Ti pare poco? È quella la particolarità. Dico, ti pare poco? Voglio dire. E quindi è sempre bello dove c'è... Allora, io penso che la musica sia una delle cose, anzi, forse io dico sempre che la musica è la forma di evo e rivoluzione più grande mai esistita nel creato. Quindi dove c'è musica c'è la più grande libertà, nel senso che il mondo più anarchico della musica non esiste un mondo più anarchico, dove ci sono influenze, dove ci sono generi musicali che si possono sperimentare, c'è la creazione d'arte, però c'è anche un grosso studio, perché io non so se sarai d'accordo con me, che per fare musica bisogna avere quella famosa base, una base didattica che ovviamente tu hai, che hai i più grandi producer, i più grandi cantanti, i più grandi DJ, i più grandi chitarristi, i più grandi musicisti in generale. Comunque ci sono dei geni, però quelli non fanno testo, sono solo le eccezioni che confermano la regola. Quindi salutiamo anche il nostro Bart che ci ha scritto, Bartolo Longo, direttamente. Ciao, Bart, adesso abbiamo avuto il 100% del Radio Las Flor, quindi ce l'abbiamo entrambi. Quindi il discorso è che la musica va studiata, o sbaglio? Sì, cioè, assolutamente. Le basi certo, io non ho studiato tantissimo, mi ritrovo che comunque quando ho iniziato avevo appena finito 2 anni circa di pianoforte, che mi hanno un po', non dico obbligato a fare, però a calcio non va bene, a basket non ti piace perché ti rompi sempre il naso con le pallonate, calcio ti fratturi prima la caviglia e poi fai il portiere e ti fratturi le dita. Quasi facciamo il musicista, così ci facciamo meno male. Per suonare il pianoforte, e quindi a 12 anni vai a lezioni private di pianoforte. 2 anni, dopodiché io dissi, ma io
pianoforte, dai, sta musica classica, va bene suonare la soundtrack del Padrino, ma poi che palle. Voglio la tastiera. Prendo la tastiera, cosa serve? La DAW, mi informo su internet come fare basi, come fare musica, primo programma e lo provo. Dopodiché ti informi al forum della Bliss Corporation. Cioè io andavo lì a 14 anni a infognarmi sul forum dell'etichetta discografica da cui uscivano Gabri Ponte, Fel 65, tutta quella musica dance italiana dei primi 2000. E da lì ho conosciuto Reason, ho conosciuto i VST e ho iniziato a fare beat. Capito? Quindi diciamo che per fortuna gli infortuni sportivi ti hanno dirottato su una disciplina forse meno rischiosa fisicamente ma molto più difficile da apprendere, e questo è quello che è nato grazie allo studio e ai tuoi lavori, che ovviamente vanno sempre avanti. Allora, io qualcosa l'ho linkata, Nuk. Adesso dai tutti i contatti in chiusura a tutti coloro che ci stanno seguendo, e ricordo che questa puntata verrà ovviamente anche dirottata e ritrasmessa anche sul canale YouTube di Nova Network. Dai un po' di contatti adesso. Nuk? Forse abbiamo un problemino tecnico. Allora, risolviamo subito questo problemino tecnico con Nuk. Nel frattempo vi faccio ascoltare qualcosa al volo, nel frattempo che il nostro Nuk ritorni a farci compagnia. Everywhere I go, in these busy streets, I'm a criminal. Every day and night, moving slow-mo in the fast life. I'm on the edge of a skyscraper, counting the stars like city lights. I don't know where I'll end up later. Maybe lost in the ashes, lost in the ashes. I'm running, I'm running, I'm running. I'm running, I'm running, I'm running from myself. Eccolo qua, è ritornato. Come dice Checco Zalone, erano finiti i kilowatt. Blackout in casa. Mi sono collegato col cellulare adesso. Sapevo che era questione di secondi che tu saresti ritornato. Salutiamo ancora il nostro Giasone che è in linea sempre con noi. Allora, volevo dire in chiusura, dai un po', io ho condiviso un po' di contatti nella chat, vorrei che tu dicessi per bene tutti i contatti affinché la gente possa seguire le tue produzioni musicali e il tuo come dire, arte, cioè il modo di operare questa bellissima arte. Ci sei? Sì, ti ho perso. I contatti. Sì. Allora, Esatto, vai con i contatti. su Facebook Nuk, NUCK, c'è la pagina, non è tantissimo seguita, però per gli amanti di Instagram il mio nome è Io sono Nuk. Semplice. Tutto attaccato, ovviamente. Ci sei? Sì, ti sento, vai. Sì. Mi hai sentito? Sì. Allora, in chiusura li vado anche a rimettere uno ad uno. Allora, Nuk, anzi, Francesco, adesso facciamo la parte umana. Io ti ringrazio di essere stato qui con noi su Nova Network. Grazie di aver contribuito a trasmettere ancora un po' di musica, grazie ai tuoi lavori che spero non finiscano mai. Adesso è il momento di strappare due promesse. La prima è quella che sicuramente tornerai su Nova Network e tornerai a parlare di musica.
La seconda te la faccio in diretta, in modo che non è nulla programmata, cioè nel senso che qualunque, infatti non ci siamo programmate nessuna domanda. Niente. Che siccome qua devi pagare, nel senso che comunque cioè, qua bisogna bussare con i piedi, no? Io sono paesano, lo sai, io sono paesano, quindi non ti faccio fare delle cose come siamo soliti a fare i nostri amici imbarazzanti, ma mi devi promettere che dovrai produrre la sigla del Ne parliamo dopo le 18 e di quella della seconda e devi produrre anche la sigla della vettina di Valentina che sta per arrivare, perché già la vedo scalpitare con le sue cuffie mega galattiche, voi non potete vederla ma io la vedo e fra qualche secondo arriverà. Devi promettere che produrrai queste due sigle, ci siamo? Tu mandami le voci. ce l'abbiamo fatta. No, allora sicuramente chi ci sta guardando non potrà vederla, ma Valentina sta ballando all'idea di avere una sigla nuova tutta per sé. Io ti ringrazio, Nook, grazie di aver partecipato. Grazie a voi. E ci vediamo spero presto e continua così. Allora continuate a seguire Nook, il nostro, su YouTube cercate Reel, c'è scritto REEL, dove potete ascoltare la collaborazione fra Santo 9 e il nostro Nook all'anagrafe Francesco, direttamente dalla città dei Messapi, Mesagne. Un abbraccio, Nook. Un abbraccio a te, buon proseguimento e grazie. Grazie a voi, grazie a te Francesco. Allora noi andiamo avanti, adesso piccolo break pubblicitario e poi arriva la vetrina di Valentina. Conduzione, campagne marketing e pubblicità mirata per la tua azienda, soluzioni web, spot, audio e video, format radio, TV e web personalizzati per ogni esigenza di vendita e altri servizi di comunicazione. www.fpbproduction.it. Cercaci su tutti i social network. FPB Production. Per la propria azienda c'è chi spende e chi si espande. Chocolat, pasticceria gelateria artigianale. Chocolat, con i suoi panettoni, colombe, tette della monaca e strepitosi semifreddi. Chocolat è anche buffet da sport. Chocolat, in via Principessa Yolanda 6 a San Michele Salentino. 327 3652 170. Seguici sui social network. Chocolat, il gusto che ti avvolge. Fioridea, musica per i tuoi occhi a San Michele Salentino.